Io ho incontrato Antonio Papisca a metà circa degli anni 90, quando già c'erano state le prime esperienze dei caschi bianchi, ovvero di obiettori di coscienza che volontariamente, disobbedendo a quella che era l'allora norma, espatriavano. Espatriavano non per andare in vacanza, ma per partecipare a delle missioni umanitarie, di pace o di tentativo di costruzione della pace, soprattutto nella ex Jugoslavia. Venivamo dalla prima guerra in Iraq, il movimento non violento italiano e gli obiettori di coscienza si stavano interrogando rispetto a quello che era la situazione internazionale su cosa possiamo fare noi che abbiamo fatto una scelta di pace rispetto a una situazione internazionale del genere. Con lo scoppio della guerra in ex Jugoslavia, prima individualmente, poi in maniera organizzata, molti obiettori di coscienza si muovono verso i Balcani. Nel 94 c'è questa conferenza stampa a Falconara in cui Papisca interviene ed è uno dei momenti in cui entra in contatto più stretto con questo gruppo, con questo movimento dei caschi bianchi. Perché Falconara? Perché da Falconara partivano gli aerei dell'UNHCR, cioè dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, che andavano in Bosnia, soprattutto andavano a Sarajevo, città allora già assediata. Era simbolico questo punto di partenza perché era da un lato la sede da cui partivano appunto gli aerei, ma era anche il punto più vicino da cui partivano i traghetti verso i Balcani, traghetti che una volta portavano i turisti, ma che a partire dallo scoppio della guerra cominciavano a portare gli operatori umanitari e chi interveniva in queste zone. In quell'occasione Antonio interviene, il professor Papisca interviene e comincia un rapporto con il gruppo dei caschi bianchi che abbiamo portato fino alla fine dei suoi giorni, ci ha sempre accompagnato. Ed è la prima volta in cui lui comincia a, diciamo così, dettare quelli che sono alcuni capisaldi della figura del casco bianco in un'ottica di diritto internazionale. Quindi parte da una riflessione sugli obiettori di coscienza come portatori non solo di un diritto personale, ma di un diritto universale a rifiutare la violenza e la guerra, e quindi come soggetti portatori di un diritto umano e protettori a loro volta di diritti umani. Quindi lui usava il termine caschi bianchi, difensori dei diritti umani e costruttori naturali di una pace che non è una pace imposta con le armi, ma di una pace positiva. Il ruolo, a mio parere, fondamentale, uno dei tanti ruoli fondamentali che ha avuto nel rapporto col movimento non violento e col movimento pacifista italiano, in particolare nella relazione con gli obiettori di coscienza, è averci aiutato a passare da un'intuizione, che era un'intuizione spontanea anche, che partiva dalle esperienze di servizio civile e dall'idea di obiezione di coscienza come rifiuto della violenza, a un atto che avesse una legittimità politica, che avesse un fondamento nel diritto internazionale e che fosse agganciato a una prospettiva più ampia di costruzione della pace. Lui citava l'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Lui diceva: voi siete i portatori e l'incarnazione di quella capacità di applicare l'articolo 28 della Dichiarazione dei Diritti Umani. E lì comincia questo percorso con lui, che è un percorso di scambio continuo, per cui sono anche gli anni in cui si discute la riforma della vecchia legge del 72, la prima riforma, l'introduzione dell'obiezione di coscienza in Italia, per cui lui diceva si deve passare da un riconoscimento dell'obiezione di coscienza a una valorizzazione dell'obiezione di coscienza, a portare alla sua piena realizzazione questa dimensione anche a livello internazionale. E questa è un'altra grande intuizione che lui ci ha dato, quindi non tralasciare, ma avvalorare il diritto soggettivo come diritto umano universale e portare tutte le pulsioni positive che derivavano dal movimento pacifista e dalle esperienze all'interno del quadro normativo nazionale prima, internazionale poi e viceversa, perché Antonio Papisca aveva sempre molto chiare queste due dimensioni, il diritto nazionale, il diritto internazionale, che dialogavano continuamente nelle proposte che lui faceva, nelle sue riflessioni e nei suoi studi. Per cui incontrarlo era fondamentale perché? Perché ci aiutava continuamente a stimolare tutta una serie di riflessioni e di prospettive del nostro movimento di allora. Dall'altro è stato fondamentale il professor Papisca nel definire
gli articoli della nuova riforma, che era poi diventata la legge 230 del 1998, relativa appunto alla figura dell'obiettore di coscienza che opera all'estero in ambito umanitario, della cooperazione, negli interventi di emergenza. Proprio con lui, mi ricordo, più di una volta scambiamo pareri su come proporre l'articolo ai legislatori e ai vari relatori, e lui ebbe in quel caso un ruolo molto importante, fondamentale anche nel pungolarci, nello stimolarci anche come confronto. Io conobbi il professor Papisca verso la fine degli anni 90, il mio approccio col servizio civile e col tema dei caschi bianchi e poi con i corpi civili di pace arriva più o meno a metà degli anni 90 con il mio servizio civile e con la partecipazione a quella che Samuele raccontava come la lotta, la battaglia per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza e della possibilità di svolgere il proprio servizio civile all'estero in situazioni di crisi, in situazioni di emergenza. E poi ho frequentato il professor Papisca più avanti quando ottenuta prima la legge 230 del 98, quindi istituito il servizio civile all'estero, riconosciuto come diritto soggettivo, più tardi nel 2001 è arrivato il servizio civile nazionale o volontario che è aperto alle donne e ha ereditato la stessa possibilità che si era guadagnato con la legge del 98 a permettere il servizio civile all'estero anche alle ragazze, e di lì è stato tutto un crescendo anche dal punto di vista numerico. Un aspetto importante che ci fece rincontrare in maniera densa il professor Papisca fu il fatto che con la legge del 98 si sancì l'istituzione di un comitato di consulenza sulla difesa civile non armata e non violenta, che è proprio lo specifico, no, di questo tipo di intervento di difesa. Questo comitato promosse una sperimentazione tesa a misurare l'efficacia dell'intervento che facevano questi ragazzi e ragazze in situazioni di conflitto e modellizzarne l'intervento. Questa sperimentazione non era una sperimentazione di esperienze, di progetti mai fatti prima, perché già ormai c'era una discreta storia, ma di fatto nel 2012 insieme agli enti della rete Caschi Bianchi promuovemmo un progetto di intervento sulle vendette di sangue in Albania. E questo, come dire, produsse, no, del materiale di studio, una ricerca che tendeva ad affermare le caratteristiche salienti. Poco più tardi era iniziato il percorso di studio, di advocacy per l'istituzione del diritto alla pace come diritto umano di terza generazione e noi promuovemmo un altro convegno in cui lui chiaramente intervenne perché era una delle nostre guide più autorevoli e in questo convegno lui rilanciò, no, l'idea del servizio civile come strumento di intervento e di promozione concreta della pace positiva. Una delle sue caratteristiche fondamentali, quasi unica secondo me nella mia esperienza di conoscenza, di incontro con lui, era proprio la capacità di connettere, secondo me, il lato più umano delle esperienze, delle realtà e il lato più prospettico, più politico, più prospettico. Tanto che da un lato, no, una volta io gli chiesi, ci vedevamo per questa sperimentazione, gli chiesi delle prime volte che aveva incontrato dei caschi bianchi e lui mi disse che ricordava bene la pervicacia di quei giovani che avevano un'intuizione importante. A questo però che non bastava,
lui aggiungeva la sua capacità di contestualizzare sul livello nazionale, internazionale e sul livello del diritto, quindi di iscrivere questa esperienza nel contesto più ampio del diritto internazionale, tanto che quando più tardi si arrivò alla sperimentazione dei corpi civili di pace, di cui lui accompagnò l'inizio e io partecipai l'ultimo evento che vissi con lui fu l'apertura del corso di formazione per i formatori dei corpi civili di pace, e un mese prima che lui morisse. In quell'occasione lui aggiunse un pezzo, era da poco stato approvato, no? il diritto umano alla pace, il diritto umano di terza generazione alla fine del 2016, e lui, aprendo questo corso di formazione, disse: ecco, adesso noi abbiamo, seppur sia entrato, diciamo così, dalla finestra nei ritagli in un emendamento di una finanziaria, un'esperienza che afferma concretamente quello che il diritto internazionale già istituisce, cioè il diritto alla pace, che se l'Italia volesse fare una scelta coraggiosa dal punto di vista della prospettiva della difesa, potrebbe considerare come suo strumento importante i corpi civili di pace, perché possono esprimere una modalità di difesa che purtroppo, lo vediamo anche in questi giorni, ancora non siamo abituati ad assistere, a vedere come scelta preferenziale, no? Penso che Papisca non è che non potesse immaginare una situazione così drammatica, però lui aveva l'altra capacità di vedere sempre la prospettiva positiva delle cose. Io penso che lui in questa fase, non voglio mettere parole, non voglio mettergli delle parole in bocca, però ripensando alle cose che gli ho sentito dire, ai concetti che gli ho sentito affermare, il concetto di neutralità attiva è quello che lui forse in questa fase, no, avrebbe giocato come carta politica, e cioè il paese che non se ne lava le mani. Neutralità attiva non significa come Ponzio Pilato che se ne lava le mani delle situazioni, ma significa che non entra nelle dinamiche di conflitto per acuire il conflitto, no? Significa che nei conflitti mette una pace, ma una pace positiva, fatta di azioni che riparano, che costruiscono, che ricuciono i legami rotti. Io penso che lui non avrebbe appoggiato la scelta dell'Italia di sostenere inviando degli armamenti in questa situazione, e penso che con lui tanti altri non l'appoggerebbero.